Euroregione.news. Friuli Storia riabbraccia il suo pubblico. Si è conclusa l'edizione 2021 del Premio Nazionale di Storia Contemporanea Friuli Storia con una partecipata cerimonia nella splendida cornice dell'ex chiesa di San Francesco a Udine. Ad aggiudicarsi l'ottava edizione del premio è stato Jacopo Lorenzini con L'Elmo di Scipio, Storie del Risorgimento in uniforme, Salerno Editrice 2020. Il volume ha ricevuto il 46% delle preferenze da parte della giuria popolare composta da 300 lettori. Ha così superato gli altri due volumi della terzina selezionata dalla giuria scientifica, ovvero Paolo Nello, Storia dell'Italia fascista, Società Editrice Il Mulino 2020 e Volker Ulrich 1945, 8 giorni a maggio dalla morte di Hitler alla fine del Terzo Reich, l'ultima settimana della Seconda Guerra Mondiale, Feltrinelli 2020. La serata di premiazione è stata dedicata al risorgimento e all'identità italiana, temi al centro del saggio vincitore. L'autore Jacopo Lorenzini ha dialogato con l'accademico Ernesto Galli della Loggia. La cerimonia nell'ex chiesa di San Francesco è stata anche l'occasione per premiare le vincitrici del premio Fondazione Friuli Scuole, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Udine e Pordenone. Ad aggiudicarsi la quarta edizione del premio, assegnato da Fondazione Friuli, sono state Linda Meneghin dell'Ipsia Carniello di Brugnera e Rachel Tamuz Fait del Liceo Linguistico Istituto Bertone di Udine. La prima si è aggiudicato il riconoscimento per la categoria dedicata alle ricerche scritte, approfondendo il percorso umano e professionale di Tina Lagostena Bassi, avvocata delle donne vittime di stupro. La seconda invece ha vinto per la categoria dedicata agli elaborati artistici e multimediali, con un disegno che rappresenta i crimini dell'imperialismo giapponese tra 800 e 900. Il premio Fondazione Friuli Scuole ha un duplice merito: da un lato punta ad incentivare lo studio della storia delle nostre radici tra le giovani generazioni, dall'altro è attento ai nuovi linguaggi con cui il passato può essere raccontato, ha commentato Giuseppe Morandini, presidente di Fondazione Friuli. Il premio Friuli Storia, ha ricordato Tommaso Piffer, presidente della giuria scientifica, ha l'ambizione di mettere a disposizione delle persone gli strumenti per sviluppare una coscienza critica a partire dalla storia. Dal 2014 il premio ha coinvolto 1500 lettori non addetti ai lavori. L'assegnazione del premio avviene attraverso un peculiare processo di votazione in due fasi. In un primo momento la giuria scientifica seleziona una rosa di 3 finalisti, nella seconda fase una giuria popolare stabilisce il vincitore votando online. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha detto che la forza di questa iniziativa risiede soprattutto nel non aver mai perso il contatto con quel territorio che per primo ci ha creduto, il Friuli. Il rettore dell'Università del Friuli, Roberto Pinton, ha detto che il premio incontra perfettamente la terza missione dell'università, cioè quella di trasferire conoscenza a tutti i tessuti sociali. Con iniziative come questa contribuiamo a diffondere tra i giovani la passione per la storia e per la lettura, ma soprattutto aiutiamo a sviluppare senso critico. Un premio popolare che, grazie ad una vasta giuria di non specialisti, avvicina la storia alla gente. Le parole queste di Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. E proprio durante le guerre di indipendenza, ha proseguito Zanin, che si forgia il senso del nostro Stato grazie alla capacità intellettuale, prima ancora che militare, di trovare una sintesi tra storie e culture diverse. Studiando il periodo del Risorgimento, ha concluso il presidente dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, si possono trovare risposte ai problemi del rapporto tra popolo ed istituzioni, soprattutto in questo momento che presenta il rischio dell'allontanamento del popolo dalle istituzioni. Il premio Friuli Storia è realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, del Comune di Udine e di Poste Italiane SpA, oltre che con la collaborazione del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università del Friuli, del Messaggero Veneto e di Media Friuli. Euroregione.news.